Appresa la notizia riguardo al parziale crollo del muro sottostante la chiesa Grazia Lontana, i ricordi sono andati immediatamente a quando, all'età di 7 anni, mio nonno mi dava ogni giorno un mazzetto di fiori da lasciare al santuario. Queste altre motivazioni hanno spinto ieri il geologo favarese Raffaele Arnone, ora in pensione, ad andare a vedere di persona la reale condizione nella quale versa la zona interessata dal crollo. Un sopralluogo, quindi, che Arnone ha voluto fare poiché è spinto da un legame affettivo. Come ricorderete, ieri vi parlavamo del cedimento della parte del muro sottostante la chiesa Beata Maria Vergine delle Grazie, meglio conosciuta come la chiesa della Grazia Lontana, che dà sulla strada statale 122, per intenderci la strada che da Favara porta a Castrofilippo. Nel pomeriggio poi una chiamata in redazione dal geologo Arnone, che da cittadino favarese, prima ancora che da professionista, ha voluto dare un suo parere sulla questione. Si tratta di un lembo di calcare, di roccia calcarea, molto fratturata, che assieme a un apparato radicale delle piante spontanee che ci stanno lì hanno un po', diciamo, allentato la coesione della massa rocciosa, per cui le piogge piuttosto copiose in questi 2 giorni hanno creato una situazione di allentamento della coesione del tessuto roccioso tale da provocare il distacco, quindi lo sgaggio di alcuni massi rocciosi che poi sono andati a finire sulla strada. Secondo il geologo Arnone, la situazione venutasi a creare è meno grave di quanto potrebbe sembrare. Interrogato sulla chiusura del tratto stradale sottostante alla chiesa, Arnone non appare del tutto entusiasta della decisione presa dall'ANAS. La situazione potrebbe essere un po' risolta intanto cercando di sgaggiare qualche residuo di masso roccioso che si trova in precarie condizioni, dopodiché transennare la parte mettendo a sicurezza la strada, però dare nello stesso tempo la possibilità a sensi alterni di poter transitare. Infine il geologo rassicura la cittadinanza sulle condizioni della chiesa. Le fondamenta della struttura, dice, sono stabili. Apparentemente dà l'impressione che le fondamenta della chiesa stiano praticamente in aria, ma in effetti non è così. Lì praticamente ancora la struttura del santuario si presenta in perfette condizioni statiche. Occorre naturalmente intervenire in maniera attenta e giudiziosa, senza esose spese, perché evidentemente lì, se fatte le cose in economia, possono anche sortire e dare effetti piuttosto efficaci.